121 nuovi profughi in Veneto dopo lo sbarco dei 1.700 migranti a Reggio Calabria. 23 sono arrivati in queste ore a Vittorio Veneto, ospiti della cooperativa sociale Integra che fa capo al CEIS. 2 di loro, ha fatto sapere l'ULSS 7 dopo le visite mediche, sono risultati affetti da scabbia, malattia parassitaria della pelle causata da un acaro. Per i pazienti è stato subito attivato il trattamento dermatologico previsto che dovrebbe eliminare in breve tempo la parassitosi. L'azienda sanitaria sottolinea che per la popolazione non c'è alcun rischio, ma rileva anche che l'episodio conferma l'importanza e l'efficacia della rete di controlli messa a punto a livello regionale in risposta all'emergenza profughi. Sul fronte immigrazione, in prefettura a Treviso domani mattina alle 10 vertice sul nodo V-Cumpra. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha chiesto una mobilitazione generale che stride però con l'operazione Mare Nostrum. Si finanzia Mare Nostrum anche con una visione un po' ipocrita, pensando di avere la coscienza a posto, avendo dato ospitalità a delle persone che poi vengono qui come poveri cristi e non hanno di che mangiare, non hanno di che dormire e vivono nella precarietà. 40 euro in alcuni paesi africani sono 6 mesi di stipendio. Per il governatore Zaia la questione V-Cumpra, che interessa principalmente le affollate spiagge d'agosto, non va però sottovalutata. Bisogna fare pulizia, nel senso che non esiste che accettiamo quello che altri paesi non accettano, che ci sia una pressione così forte di offerta di materiale peraltro che viene dal mondo dell'illegalità, la contraffazione, il non rispetto dei brevetti e tutto quello che è da parte di persone che nella quasi totalità dei casi o spesso sono anche delle persone non regolari, quindi non hanno le carte a posto. E il nostro paese è l'unico che accetta questa situazione.